Ed eccoci qua, amici telespettatori, siamo di nuovo con il nostro Cicciuzzo di Campobello per leggere alcuni commenti che hanno messo nel suo video. Cicciuzzo naturalmente vuole dare la sua risposta e commentare insieme a me questi messaggi che ha ricevuto. Allora cominciamo col primo. Allora, non ci posso credere, Daniela lo ha lasciato, storica la fuitina e i video insieme registrati successivamente. Questo praticamente le hai fatto simpatia a questo. Che hai fatto la fuitina, cose eccetera eccetera, si chiama FMAP. Cosa vuoi dire a questo fan? Ci è piaciuta la fuitina, ma se c'è, è importante come si dice. Sei contento? Sono contento che mi fa piacere questo fan. Tornando indietro, Cicciuzzo, rifaresti di nuovo lo stesso passo? No, se io dovessi tornare indietro, questo passo non lo facessi più. Non lo faresti più? No, specialmente con questa persona io questo passo non lo facessi mai più. Perché sei rimasto scioccato? Sono stato Ferito e malissimo. Esatto. Va bene, passiamo al prossimo messaggio, vediamo qua. Allora, qua ce n'è una che si chiama Viola Rossetti. Incredibile che Daniela si sia messa e abbia fatto figli con lui. Grazie a Dio ho capito adesso e lo ha lasciato. Questa Viola Rossetti, che cosa le rispondi a questa? Lo so, purtroppo ha fatto un grande sbaglio soprattutto dei figli, perché la prima cosa vengono i figli al primo posto e poi vengo io, perché il bambino non c'entrò niente ai miei figli, cioè se l'ha ascoltato pure, cioè ha odiato pure sua figlia, ha odiato pure a me, senza che io ci ho fatto niente, e i miei figli altrettanto che l'ha avuto con lei non ci ho fatto niente. Lei dice sempre che i figli non l'ho fatto con lei, ma qualcuno lo fece con la Madonna, perché poi così uno va a dire, qualcuno ha fatto questi figli, io ce li ho 4, però una per disgrazia è morta a 8 mesi, sempre con lei, tutte e 3 pure con lei, si chiama uno Salvatore, Mario e Erika, e quella morta si chiama Caterina, è il nome di mia madre. Cioè praticamente questa Viola Rossetti ha detto che Daniela ha fatto bene a lasciarti, se non ho capito male. Tu che ne pensi? No, è sbagliato, però è sbagliato quello che ha fatto, è sbagliato. Questa persona che ha detto questa cosa è sbagliato, perché io la lasciai subito, immediatamente, questa persona, lo dovevo lasciare io, non lei a me, e se ne è andata mi ha fatto un bello piacere se ne è andato, non lo voglio più manco vedere nella faccia della terra. Certo. Le disprezzi che ha fatto a me, lo signore ce la fa chiangere, lo signoruzzo. Lo signoruzzo tutta la fa chiangere, ogni persona che sbaglia, lo signore scrive, dalle commenti scrive lo signoruzzo, del bene e del male. Non me l'avete ascoltare però, capito? Tutto il mondo parla, non me l'avete ascoltare, quel che fa rispetto al marito o il marito fa la moglie, va benissimo così. Se il marito sbaglia comprende la moglie, il signore sicuro fa chiangere pure il marito. Se la moglie sbaglia attraverso il marito è accettando lo stesso. Questa era una risposta dedicata a Viola Rossetti? Sì. A Viola Rossetti. Va bene, andiamo avanti e passiamo a Robby Cac. Robby Cac dice: è stato già un miracolo averla trovata una volta, adesso chiedere pure il secondo miracolo mi pare un po' troppo. Che cosa gli rispondi a questo? Cioè troppo di che cosa? Beh. Cioè praticamente dice che a trovarsi una volta femmina e la seconda volta non la trovi più. Cioè, si può anche trovare, se uno ci mette impegno e la trova, non ti preoccupare che la trova la ragazza, e se non la trovo ci accombe lo stesso. Esatto. Non c'è problema, anzi ti dico un'altra cosa, che uno risparmia pure i soldi. Esatto. Ma non perché per giudicare perché la persona si può mantenere, per carità, perché ce n'è più tinte di me, tinte di me ce ne sono, a voglia, però intanto le prime sono tutte cose tutte le stesse più o meno, non sono tutte, però certo la maggior parte sono tutte le stesse, la maggior parte no. Certo, bella risposta questa dedicata a Robby Cac si chiama, Robby Cac. Va bene, andiamo avanti. Questo Mario Rossi dice: Alberto è dura questa volta, Cicciuzzo dai che arriva il vero amore. Questo è Mario Rossi. Io ti ringrazio, se è una cosa che mi dice una di sincerità, io ti ringrazio sempre di trovare una, perché soprattutto
ha disprezzato pure i suoi figli, i nostri figli ha disprezzato, diciamo, questa persona che era con me, ha disprezzato i suoi figli soprattutto, e soprattutto a me, e poi tutto il resto, cioè camminava con la sua testa, e no, cioè quello che faceva lei è sbagliato. Certo. Questa era la risposta dedicata a Mario Rossi, che ha scritto al nostro Cicciuzzo. Andiamo avanti, che c'è un altro che si chiama ABCDEFG, quando uno è figo, praticamente ci fai simpatia. Grazie. Allora andiamo avanti, c'è Lu Bolz, grande Cicciuzzo, una delle guest star di questo programma, grazie a Stranamore Siciliano ritornerai presto ammogliato, ne sono sicuro. Questo è Lu Bolz. Risposta. Speriamo che mi viene una fortuna un po'. Io non chiedo niente, che viene un pezzo di fortuna di trovare una persona giusta, che magari io non chiedo niente a nessuno, magari l'opera della carità, perché io del male non ne ho fatto mai a nessuno. Io ho saputo con queste persone da 16 anni, sempre cose storte, io la trattavo così, a lei non ci mancava niente, di tutto e per tutto, mentre poi non so che cosa, verso marzo così è successo qualche cosa, io ne mi guardava più, ne mi cucinava più pasta, ne mi lavava più i vestiti, la casa tutta sporca, e io ora quando che lei se n'è andata di casa mia, sto benissimo, mi sono pulito tutta la casa, e per colpa di questa tipa io sono trovato un cartone, quello grosso, tutti pieni di vestiti di lei, borsi, quell'altro, tutte così, e non faceva più nessuna pulitura a casa. Esatto. Quando io sono raccolto tutti i vestiti che ci sono fatto trovare dentro i sacchi, appena io sgominavo tutte cose dentro, no, quelle mie, quelle cose sue, ci ho trovato i topi dentro. Addirittura? Sì, perché sai perché? Perché se lui esce per esempio con polizia più la casa. Esatto. Quindi automaticamente gli animali camminavano a casa, è giusto quello che fa, cioè si metteva sempre con il cellulare così e buonanotte. Cioè praticamente stava dalla mattina alla sera sempre col cellulare. Sì, notte e giorno, pensa per mangiare, no, cuociti tu, a me non mi interessa dove vuoi andare, vai, non mi interessa niente. Vabbè, andiamo avanti con i messaggi, ovviamente non li leggo tutti perché sono tantissimi, sono più di 170 messaggi, però magari riesco a leggere quelli più approssimativi. Vediamo. Ciccio, sei simpatico, Rita di prima questa è. Grazie mille. Poi c'è Giuseppa Mondarano che dice ciao Cicciuzzu, futtitinni, mi prenoto. ci sei simpatico pure a questo. Grazie, è importante, quello che conta è il rispetto, la sincerità, l'educazione è tutta. Questa. Allora andiamo avanti. Allora c'è qualcuno che è convinto che tu ti droghi, addirittura che tu fai uso di droghe. Ci puoi dare questa risposta a questo qualcuno? No, non è vero. Io, guardate i miei bracci, io non ho toccato mai su stupefacenti, niente, sono pulito, mi posso fare pure il naso del sangue, tranquillo, state a 100%, io anche lo conosco 20 anni a Cicciuzzo e posso garantire che lui per droga completamente, neanche fuma, figuriamoci se droga. No, né sigarette, né bevo, né come da quando. Completamente. Il fattore che si mantiene così piccolo, secco, vabbè, è così, proprio Costituzione. Sì, esatto. Non è perché fa uso di droghe come immaginate voi, assolutamente. Tutto sbagliato. Vedi che vai all'incontrario? No, tutto sbagliato, vedi. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo qualche altro. Certo, giustamente tutti i commenti non è che possono essere tutte positive, ci sono quelli che pensano sapendo solo. E poi pensare quello che vogliono. Io la mia coscienza ce l'ho pulita, non così coperto, pulita così. Ma completamente, io ripeto, ha 20 anni che lo conosco. Uso di droghe non ne ha mai fatto, posso metterci la mano sul fuoco. E mai toccato una sigaretta, e mai toccato una birra, qualsiasi cosa. Vino, birra, alcolici. Niente, mai una sigaretta. E io siccome ultimamente mi ha fatto l'esame al polmone e il medico mi ha detto tu sei pulito come l'osso, mi ha fatto l'analisi del sangue, tutto e per tutto, io sono preciso, niente di particolare. Vabbè.
Vabbè, amici, la chiudiamo qui perché se dobbiamo leggere tutti i 170 messaggi se ne parla domani mattina a finire. Certo. Vabbè, ringraziamo tutti per aver scritto, continuate a scrivere, naturalmente su qualsiasi vostro pensiero. Ciccio qua è pronto ad accettare tutto, sia i negativi che i positivi, Vabbè. è giusto? Perché giustamente non è che potremo piacere no, a tutti. Allora, io spero solo una cosa, che tutte queste scherzette le dobbiamo levare in mezzo, perché Esatto. a me non mi piacciono queste scherzette o ridere o spottimento. Esatto. La dobbiamo Perché molti di voi che vedono il video hanno telefonato al nostro Cicciuzzo prendendolo in giro ripetutamente. E questo non deve succedere più. Esattamente, se no lo chiamiamo proprio. Esatto. Ok, vi ringrazio a tutti. Vabbè, per la rubrica dei cuori solidari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente il nostro Francesco di Campobello. ciao ciao. Ciao ciao. Oh yeah.